Le faraone, Andrea, sento sono molto chiassose intanto, no? Quindi questo vuol dire che godono di ottima salute. Tu dicevi che questo è il tuo, diciamo, prodotto di punta. Perché? Ma perché abbiamo cercato di sviluppare un animale che avesse un accumulo maggiore di grasso, proprio perché il pascolo tende ad asciugare molto le carni e quindi questo accumulo invece garantisce anche durante la cottura un rilascio che ammorbidisce ed aiuta a evitare oli aggiunti e aromi aggiunti, perché la carne è molto più saporita. Senti, la differenza di allevamento tra soggetti come le faraone e il pollo, qual è la differenza anche in termini di alimentazione, anche in termini di maturazione delle carni? Ora, i polli solitamente noi li portiamo a una maturazione di 100-120 giorni, nonostante siano biologici, perché il biologico consentirebbe una macellazione a 83, però noi per scelta aziendale li portiamo a 100-120, perché carni più mature sono carni con più sapore. Per le faraone e per le anatre e le oche andiamo anche a 150-180, perché secondo noi, avendo sviluppato il mangime in azienda, abbiamo un prodotto che, nonostante la maturazione sia molto più lunga, dà una maggiore qualità e una maggiore attenzione a un prodotto più adatto, diciamo, a prodotti veramente particolari, con sapori e profumi particolari. Sono più sensibili come animali, quindi sono più soggetti a patologie, oppure sono come i polli? Noi abbiamo sviluppato una fitoterapia specifica per il nostro allevamento, perché il microclima della montagna è diverso da qualsiasi altro microclima, quindi con prodotti naturali noi riusciamo a controllare in modo soddisfacente le patologie, perché noi abbiamo una mortalità e oltre che quella della fauna selvatica, che si aggira a un 10% contro un 3% del convenzionale. Quindi qui l'allevamento di questo tipo ha ottimi benefici alla qualità e alla sostenibilità dell'ambiente, degli animali e della carne, ma è un danno, tra virgolette, per l'allevatore, perché ha moltissima mortalità. Però la fitoterapia ci aiuta a dare un prodotto naturale, mantenendo appunto un danno contenuto e quindi, insomma, soddisfacente dal punto di vista produttivo, perché Quindi niente antibiotici? niente antibiotici, no. Senti, questi improvvisi silenzi, no? A un certo punto che si alternano alla cacciara, dico così, che fanno le faraone, c'è un motivo particolare? Perché sono animali molto curiosi e molto paurosi, quindi il loro verso che emettono è un verso di avvertimento, di attenzione. Quando si sentono tranquille vanno in silenzio per capire cosa sta succedendo, poi riprendono il loro linguaggio. Beh, continuiamo ad esplorare il tuo allevamento. Qui abbiamo anatre e oche. Sono razze particolari, Andrea? Questa è una muta francese, secondo me molto adatta alla trasformazione e al consumo, e l'altra è l'oca tolosa, in questo caso, anche se noi prediligiamo l'oca romagnola come razza. Senti, mi dicevi che il consumo di queste specie, di questi animali, di questi volatili, oca e anatre in particolare, è un consumo che è apprezzato dalla ristorazione, nel senso che i ristoranti chiedono questo tipo di carne. Di carne, sì. Ma dunque tu fornisci, diciamo, siccome chiudi la filiera, no? Quindi hai un macello aziendale, però fai anche del trasformato. Del trasformato. Sì, noi abbiamo scelto di valorizzare questo tipo di animale non solo per il classico petto d'anatra e quant'altro, ma per un macinato adatto al ragù che definiamo ragù di cortile, quindi con animali appunto come gli avicoli palmipedi. Cioè di cortile perché insomma nelle aie, nelle case di campagna una volta si usava fare il ragù con i polli o gli animali del cortile. Esatto, sì, perché erano proprio animali da cortile, come vengono comunemente definiti, perché stavano una volta nell'aia di casa, a differenza di oggi che stanno anche al pascolo. Quindi tu ti sei specializzato anche in questo, cioè tu proponi anche un ragù già... E secondo noi è un animale molto adatto, perché pascolando appunto carni più saporite, molto più rosse. Queste sono definite anche carne nere, non è la classica carne bianca, l'oca e l'anatra ha un'altra definizione, quindi molto adatta appunto alla trasformazione. Senti, l'anatra muta a quanti chili arriva? Io utilizzo molto le femmine, perché rimango una pesatura media sui 2 kg, 2,2 kg a maturazione. Questi sono animali di 3 mesi che sono piccoli rispetto allo standard classico, perché pascolando e avendo alimentazione naturale sviluppano prima la coscia rispetto al petto. Animali invece ad allevamenti più intensivi fanno viceversa, sembrano molto più pesanti, quindi il biologico comporta anche dei ritardi ed è una fortuna di accrescimento.
Invece l'oca diventa molto più pesante. Questo tolosa può arrivare anche a 10 kg, ecco, per quello che noi preferiamo a volte, se possibile, avere la romagnola, perché è una pezzatura più piccola e quindi secondo noi di maggior qualità. Di maggior qualità. Ma si fanno catturare queste? Sì, sì, sì. Ci proviamo? Prova. Ci proviamo? Eccolo qua. Beh, insomma, l'abbiamo disturbata, però dai, poi alla fine... Non ti consiglio l'oca, ecco. No, l'oca la lascio lì. Eccola qua. La lasciamo andare subito. Sì, poverina, perché... Quando si parla di anatre l'acqua è indispensabile. Esatto. Poi una caratteristica, mi dicevi, la differenza tra il modo di pascolare dei polli e delle anatre. Il pollo rovina il terreno, anche la radice, invece l'anatra pascola, prende il verde, si ciba del verde e lascia il tappeto intatto. Insomma, è un giardiniere. È un giardiniere. Perfetto, è la giusta definizione. Quali sono i tuoi mercati? Come ti sei costruito, diciamo, i tuoi clienti, insomma, che apprezzano quello che fai e soprattutto le carni dei tuoi animali? Ma noi ci siamo rivolti un po' a tutto il mercato, nel senso che non privilegiamo un settore piuttosto che un altro. Noi ci rivolgiamo ai privati, ai gruppi d'acquisto, alla ristorazione. È vero, sinceramente, però, che ci siamo con molta attenzione e con molta passione rivolti in particolare appunto alla ristorazione, perché secondo noi è un prodotto di alta qualità che può avere uno sbocco in quell'ambito. E quindi anche il costo è più elevato, quindi Esatto. deve il consumatore apprezzare questo tipo di Sì, è un di costo carne. più elevato dato appunto da una serie di fattori che incidono in modo importante, perché la sostenibilità, tutti ne parliamo, tutti siamo sensibili, ma costa tanto. Questo è l'elemento fondamentale. Costa fatica e costa anche in denaro. Anche in denaro, sì, perché le energie costano di più, i cereali biologici costano di più, i tempi di ingrasso sono più lunghi, i pascoli comportano ritardi, malattie, patologie che vanno trattate in modo naturale, quindi a volte con perdite anche importanti. Tutto questo ha un costo che non sempre è compreso. Ed è questa forse la difficoltà più grossa che ho avuto in questi anni, far comprendere che è un animale che costa di più perché quello che viene raccontato è vero, non è solo teoria, si vede concretamente tutti i giorni. Senti, tu ti occupi dell'allevamento, della macellazione e anche della commercializzazione, quindi la tua giornata è molto lunga. Sì, è molto lunga, però sono felice, nel senso che io facevo un lavoro sedentario, ero un impiegato e oggi sono contento di essere tornato nella terra nativa della mia famiglia, perché io amo proprio questo territorio, amo la montagna, l'Appennino, secondo me abbiamo enormi potenzialità. Tu sei stato stamattina molto presto perché devi Sì. fare il tuo giro alimentare, insomma, Esatto. quindi è una cosa. Poi magari il pomeriggio fai qualche consegna anche. Sì, o anche, dipende. diciamo che la mia fortuna è che mi alzo presto, però mi autogestisco, il lavoro è mio, quindi i tempi li decido io, è una libertà che oggi forse non è più così scontata. Senti, come ti sei organizzato nei momenti del lockdown, quindi che c'è stata un po' una serrata, quindi le consegne a domicilio, quindi hai cambiato un po' il tuo modo di operare? Sì, perché da presuntuoso io ho sempre creduto in questo prodotto, ho sempre considerato questo prodotto un prodotto di qualità e quindi ritenevo inevitabile che la ristorazione si avvicinasse. Non è sempre stato così, ho dovuto ricostruire un'attenzione all'avicolo che si era un po' persa, perché l'Emilia Romagna è suino e bovino e nulla più, e quindi durante il lockdown questo è venuto a mancare. Per fortuna, invece che aspettare o attendere come tanti hanno fatto, abbiamo innovato, quindi abbiamo fatto investimenti, abbiamo ottimizzato il laboratorio, investito sul laboratorio, quindi abbiamo fatto trasformati che non producevamo prima, consegna a domicilio, ci siamo attrezzati per garantire catena del freddo e quindi sostenibilità con i mezzi idonei e salubrità del prodotto. Senti, ma ti aiuta qualcuno? La mia famiglia sicuramente, padre, madre, moglie e figli, e un ragazzo, un collaboratore che da poco ha iniziato con passione, che mi aiuta. Bene Andrea, voglio vedere un'ultima cosa e poi ti lasciamo al tuo lavoro. Voglio vedere in azione il dissuasore, sentire anche che tipo di rumori emette per spaventare i rapaci.
Dai, vediamo in azione questo dissuasore, come funziona, ma soprattutto sentire cosa emette, suoni che sono magari grida d'allarme. Esatto, sono varie tipologie di suono. Adesso noi l'abbiamo preso col pannello fotovoltaico proprio perché vogliamo Così autonomo. effettivamente essere fedeli a quelle che sono le nostre convinzioni. Adesso lo attacchiamo, c'è una rotazione di suoni. Adesso noi utilizziamo questo, che è il falco che preda un uccello. E siccome il falco è molto territoriale, questo dovrebbe aiutare a non far avvicinare gli altre famiglie di falchi. Perché il falco dice c'è già un mio, Esatto, un mio socio. Esatto, non c'è bisogno, che io sta non troverò predando. facilmente cibo, quindi vado da altre parti. Però non è sempre così efficace come si pensa, ecco, perché Diciamo per qualche giorno magari funziona, Esatto. poi dopo si abituano al poi gli animali suono. comprendono che non c'è rischio e pericolo per loro e quindi si avvicinano ugualmente. Beh, insomma, è una complicazione in più per voi allevatori. Soprattutto per chi fa allevamento a semibrado. Senti, Andrea, noi siamo quasi a conclusione di questa puntata, insomma abbiamo visto come funziona e com'è un allevamento semibrado, quindi è una cosa un po' più complicata rispetto agli allevamenti, diciamo, intensivi. Dà soddisfazione a te perché comunque sei in campagna, e credo che anche ne beneficiano gli animali, che sono molto più sereni, e anche la qualità delle carni è migliore. Bene, grazie Andrea, un po' di pubblicità e ci ritroviamo tra un po'.